Io aggiungo brevemente alcune considerazioni sulla procedura che poi dovremo seguire. A parte queste foto bellissime, e riprendo quanto hanno detto tutti prima di me, cioè l'NBIC è assolutamente incredibile come manufatto, cioè per Genova può essere veramente, avere una valenza simbolica straordinaria, e non mi viene in mente un punto di congiunzione tra porto e città più emblematico di NBIC. È veramente, anche per gli aspetti positivi che potrà avere. La revisione del vincolo a valle degli studi che dobbiamo fare è uno dei due punti principali per arrivare alle idee chiare per sollecitare il mercato, cioè un imprenditore che deve partecipare e dire quanti soldi mettere per riqualificare il bene deve sapere a quali condizioni può intervenire sul bene dell'oggetto della cosa di oggi e quali sono le destinazioni d'uso che avrà il bene. Risolti questi due punti saremo in grado di tecnicamente fare la procedura. Ne rimane un ultimo, e ho finito, che coinvolge pesantemente sindaco, presidente della regione e il porto, che è la valorizzazione dell'intero compendio. Cioè noi lì abbiamo lo specchio acqueo, vicino Ponte Parodi, l'accessibilità, la sopraelevata. È chiaro che siccome lì pensiamo comunque a interventi di pregio, perché nessuno pensa di metterci, è ovvio che siamo impegnati tutti nel fare anche interventi di contesto che fanno, come dire, parte di quelle condizioni che consentono all'investitore privato di credibilmente investire.